Il maltempo torna a sferzare il Vicentino, in particolare l'Ovest. La furia degli elementi, dal vento alla pioggia alla grandine, hanno sradicato alberi, allagato scantinati da Montecchio Maggiore a Creazzo, Isola Vicentina, Montorso e Schio. 85 gli interventi complessivi solo nella serata notte di martedì 13 luglio da parte dei Vigili del Fuoco. A Montecchio Maggiore un albero si è abbattuto su un'abitazione provocando notevoli danni e terrorizzando il proprietario. Spaccare il tetto, forato il pavimento e un ramo andò in camera da letto. E di dietro tutti i rami, no? Grossi così, mi ha sfasciato fuori tutto. Paura, ho ancora il culo che trema ostre. Scusa il termine. Alberi, piante secolari che il forte vento ha sradicato lasciandole inermi a terra lungo la via principale, viale Europa di Montecchio, strade scantinate e allagati. Un grosso degli interventi sempre fatto questa notte è stato negli scantinati dei privati, ci sono stati degli scantinati degli interrati che avevano anche 1,80 m di acqua. Certo è che una cosa del genere a Montecchio Maggiore io non l'ho mai vista sinceramente. Abbiamo chiesto lo stato di calamità alla regione. La scia del Fortunale lascia segni un po' ovunque. A Montorso potrebbe essere stato la causa della morte di un 46enne operaio di origini indiane di Sarego che rientrava dal lavoro in scooter. L'uomo è stato ritrovato alle 21:45 da un'ambulanza a seguito di una segnalazione di un automobilista ai piedi di un albero abbattuto dal vento in viale Valchiampo. Sarà l'autopsia che dovrà fare luce sulle effettive cause del decesso. L'uomo infatti potrebbe essere stato colpito da un ramo, non essersi accorto in tempo dell'albero o ancora essere rimasto coinvolto in un incidente. Pioggia e vento che anche a Montorso hanno allagato lo scantinato della biblioteca, distrutto comignoli e divelto piante. E se a Isola Vicentina la furia del Fortunale si è abbattuta sui campi con danni alle colture cerealicole, anche a Creazzo ha allagato le strade e abbattuto piante. Viale Italia era allagata. Alcune strade interne erano allagate e grazie al supporto proprio della Protezione Civile siamo riusciti a far defluire l'acqua nei tombini. Distribuiti i sacchi di sabbia per gli scantinati e liberato una strada da una pianta caduta, mentre il sindaco e Protezione Civile hanno raccolto i sacchi di plastica pronti per la raccolta e che il vento aveva sparso ovunque. Il sindaco lancia così un messaggio ai suoi concittadini. Se hanno bisogno per qualsiasi cosa, io sono sempre a disposizione, sia io che l'amministrazione e tutta chiaramente la squadra di Protezione Civile e di Polizia Municipale.